Ed eccoci da Lignano, dove di fatto è in corso l'ultimo, e questo è un altro volteggio pazzesco di questo aereo che per dimensioni è piccolino, non è rumoroso, ma ha fatto delle geometrie di tutto rispetto. Lo sentite già sullo sfondo, è il maggiore Riccardo Chiapolino, che tra l'altro so che ci tiene molto. Lui è di Noiaris di Sutrio ed è affiancato dal capitano Giovanni Lopresti. Come ha detto Frecce Tricolori in arrivo, è calato il silenzio. Adesso c'è la sua voce e l'ascoltiamo molto volentieri. Ed il rosso della nostra bandiera, configurazione a triangolone. (2.5 e 2.30, 2500 piedi, 230 nodi, le indicazioni energetiche di quota e velocità passate dal leader ai suoi gregari per dare conto dell'energia complessiva del velivolo. Alla rotazione intorno all'asse longitudinale dei nostri belli 339 è abbinata una traiettoria come a disegnare l'interno di una gigantesca botte, alternanza solista, formazione principale che conferisce ritmo incalzante alle esibizioni delle Frecce Tricolori. E allora cerchiamo il solista tutto a destra con il suo fumo bianco basso sull'orizzonte, fumo bianco per lui, volo rovescio, poi torno al centro, display line, comprando rovescio, ci mostra così la capacità del nostro M39 di sostenere fino a 25 secondi consecutivi questo particolare assetto di volo. Solista che spinge sulla cloche in questo pull-up negativo, cerca attraverso il canopy 9 velivoli della formazione principale. Allora godiamoci la prossima manovra dalla voce del capo formazione. Il verde, il bianco e il rosso e le rotazioni dei gregari per la manovra del ventaglio e poi la separazione. Sezioni si separano come fossero due moduli lunari, 313 perché 300. 13° gruppo addestramento acrobatico e la denominazione ufficiale del nostro reparto, presso il quale prestano servizio circa 100 tra ufficiali, sottufficiali e graduati della nostra forza armata, che ogni giorno con il loro impegno e la loro passione rendono possibile la straordinaria magia di questo volo acrobatico. Un altro ricongiungimento a destra, ma noi guardiamo a sinistra, perché è da lì che arriva ancora una volta il nostro solista e vuole che contiamo insieme a lui. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 rotazioni successive per questa sua serie di tornò, gira la testa soltanto a guardarlo, lui invece ha pieno e saldo il controllo della situazione e poi vira secco a sinistra perché è di nuovo tempo di lasciare spazio alla formazione principale. Formazione principale che troviamo dritta davanti a noi, leggermente sulla destra rispetto al dispositivo di boe e imbarcazioni che segnano i riferimenti sull'asse perpendicolare a quello della display line, la pista immaginaria disegnata qui sul mare di Lignano. La formazione principale ha già separato in due sezioni, a breve ci mostrerà la manovra, simbolo della passione e della dedizione degli oltre 40.000 uomini e donne dell'aeronautica militare. Frecce Tricolori tra pochi team al mondo ad eseguirla dal basso verso l'alto come da tradizione sulle note del Con te partirò.
mentre sfumano le note del Conte partirò e l'inconfondibile voce del maestro Bocelli, prepariamoci ad un altro entusiasmante incrocio. 3, 2, 1, sbuffata del colore per questo incrocio che chiude la manovra del cuore, manovra che consiste in 3 successivi incroci, di cui quello in alto eseguito all'aria, ovvero senza riferimento al suolo, ciò che rende particolarmente complessa l'esecuzione di questa manovra. Un altro ricongiungimento a destra e solista in ingresso dalla nostra sinistra. Solista che ci presenta la manovra al più alto fattore di carico di tutto il suo programma, al centro della pista, poi virata secca, a sinistra comincia a salire il numero dei radianti, alla fine saranno 360 gradi per questa virata Schneider positiva a 7G all'interno del velivolo. In questo momento ogni cosa pesa circa 7 volte di più. Lui chiude questo cerchio perfetto con il suo fumo bianco, poi non contento inverte e tira su per questo pull-up negativo da 3G, disegna così il lato di un cowboy che sembra attirare la nostra attenzione verso l'alto, ma noi non facciamo distrarre da questa manovra perché è già tempo di andare a cercare la formazione principale. Formazione principale che troviamo a destra, in ingresso leggermente dalle nostre spalle con la prossima manovra. Il maggiore Pierluigi Raspa che conduce la formazione a rombo ci presenterà pony numero 4 e pony numero 5, il secondo gregario di sinistra e il secondo gregario di destra. Pony numero 4, capitano Oscar Del Dol, pony numero 5, capitano Alessio Terzo, che con questo tornò simultaneo quasi davanti a uno specchio si vanno a posizionare in coda alla formazione rispettivamente all'ala di pony numero 7 e pony numero 8, poi in linea di fronte per i gregari, uno a fianco all'altro a disegnare il maestoso calice della pattuglia acrobatica nazionale. Calice che raggiunge ancora una volta i 1500 metri, il top del nostro volume di esibizione, per poi andare a puntare di nuovo verso il basso e chiudere questo gigantesco looping a calice, un calice perché no di un buon vino italiano di cui la regione Friuli Venezia Giulia e la nostra Italia sono ambasciatori nel mondo. Formazione principale che si allontana alla nostra sinistra, trasformerà per poi dare vita a un'altra elegante configurazione. E ormai l'abbiamo imparato, se la formazione si allontana a sinistra e a destra, che dovremo andare a cercare il solista che arriva già con una manovra ad altissimo contenuto tecnico, questo tornò lento, una manovra in cui è particolarmente complicato mantenere costante la velocità di rotazione senza perdere quote di volo. Barra destra è virata secca a lasciare spazio alla formazione principale che sta entrando dalla nostra sinistra, ancora una volta leggermente alle spalle. La prossima manovra sarà di nuovo un tonneau a botte, ma eseguito questa volta a destra e in una configurazione che aumenta notevolmente il coefficiente di difficoltà di esecuzione di questa manovra. La formazione si avvita intorno al suo asse centrale delineato da pony 1, pony 6 e pony 9 come fosse un unico gigantesco velivolo lungo in questa fase circa 70 metri. Tonneau destro a cigno della pattuglia acrobatica nazionale, dopo l'eleganza del tonneau destro a cigno, la potenza della prossima manovra del nostro solista. Lo andiamo a cercare dritto davanti a noi, leggermente sulla sinistra, già a coltello col suo fumo bianco che ci regala l'opportunità di scattare una foto al casco bianco attraverso i campi del suo NP339. Lui disegna questa mezzaluna perfetta, una virata Schneider negativa da circa 3G il fattore di carico, prima di allontanarsi ancora e lasciare spazio alla formazione principale. Solista basso sull'orizzonte che va a prendere la sua posizione perché a breve sarà coinvolto anche dalla prossima manovra della formazione principale che troviamo dritta davanti a noi, una virata a sinistra in discesa, trasformazione a trapezio in linea di fronte, una linea di fronte da 5 velivoli, pony da 1 a 5, poi 3, poi 1 e si accende il verde, il bianco ed il rosso del nostro tricolore. Questo triangolo inverso sale in verticale verso il cielo lasciando la scia di tricolore alle sue spalle. Più indietro il solista in affondata guadagna velocità e poi cloche alla pancia salirà su in verticale cavalcando il nostro tricolore ed inserendosi nel basso nella spettacolare apertura dell'Arizona. Separazione dell'Arizona dedicata ad uno dei luoghi di ritrovo dei primi pionieri dell'acrobazia aerea collettiva tutta italiana, nata proprio in Friuli Venezia Giulia alla fine degli anni 20. Allora una separazione si conclude
sempre con uno spettacolare incrocio. Allora questo è l'abbraccio che vogliamo dedicare a tutti voi presenti qui oggi. Facciamoci sentire. Lignano si chiuderà con un altro spettacolare incrocio, 5 velivoli a destra, 4 quelli a sinistra, 3, 2, 1, foto ora. Emozionante incrocio che chiude la manovra dell'Arizona. Il rompetto alla destra è già alla caccia della formazione principale tutta a sinistra per andare a completare l'ennesimo ricongiungimento. E allora è ancora tempo di andare a cercare il nostro solista, lui è dritto davanti a noi, oltre i fumi dell'Arizona, punta su con il suo fumo bianco, motore idle e l'aria sopra il musetto del suo velivolo si fa sempre più pesante finché inevitabilmente sarà la gravità ad averla vinta e a sospenderlo a mezz'aria. Lui si lascia letteralmente cadere all'interno dei suoi stessi fumi prima di metter giù di nuovo il muso e riguadagnare la piena efficienza delle superfici aerodinamiche del suo MB339. Questa, signore e signori, era la scampanata di Pony. Dopo la scampanata del nostro solista è arrivato il momento della manovra più giovane del programma acrobatico delle frecce tricolori, presentata per la prima volta proprio qui a Lignano Sabbia d'Oro nel 2015, battezzata qualche mese dopo in occasione del nostro 55esimo anniversario a Rivolto. Signore e signori, si rinnova l'emozione con il tricolore, la grande, grandissima emozione della scintilla tricolore. Tra i più complicati del nostro programma, i gregari seguono il leader di sezione che traccia la propria traiettoria con il fumo bianco, andando così a ricompattare le sezioni e poi tutta la formazione principale. E allora cerchiamo ancora una volta il solista da sinistra, lui arriva a toccare le corde del nostro orgoglio, dimostrandoci cosa può fare il genio dell'ingegneria italiana quando incontra la passione dei nostri piloti. MD339, uno dei pochi jet al mondo in grado di eseguire il Lonsovan. Le rotazioni, gli avvitamenti, poi ancora una volta lasciarsi cadere all'interno dei suoi stessi fumi, questa vite in discesa. Signore e signori, a questo punto è arrivato il momento di presentarvelo. Lui è il nostro pony numero 10, alla sua quarta stagione da solista, si merita tutto il vostro applauso, e il maggiore Massimiliano Salvatore. Dopo avervi presentato il nostro bravissimo solista, noi andiamo a cercare più a destra la formazione principale. Ancora un cambio di configurazione, perché pony numero 7, il friulano Carnico, maggiore Alfio Mazzoccoli, e il capitano Federico De Cecco, pony numero 8, sono arretrati dall'ala di pony numero 6 all'ala di pony numero 9, configurazione a freccia per la pattuglia acrobatica nazionale, che in questo momento sta manovrando alla nostra destra per presentarci un'altra manovra storica del programma acrobatico delle frecce tricolori, la manovra del doppio tonnò. Si accendono i colorati. Interni via. Esterni via. E il comando per gli esterni, pony numero 2, capitano Alessandro Sommarive, pony numero 3, capitano Simone Fanfarillo, che scavalcano il 4 ed il 5, che poi andranno a riprendere le posizioni e via i colorati, e andiamo su a Piramidone. Piramidone si arrampica ancora una volta verso il centro del nostro volume di esibizione, ma noi andiamo a cercare il nostro solista tutto a destra, perché quasi inseguendo i colori della nostra bandiera, basso sull'orizzonte, si inserirà a breve nella spettacolare apertura della bomba.
testata, ora chiamare il raggiungimento delle boe di testata pista e poi il countdown del capoformazione. I suoi gregari non se lo lasciano ripetere 2 volte. Siamo completamente circondati dai velivoli della pattuglia acrobatica nazionale. Allora è arrivato per voi il momento di scegliere il vostro pony preferito e seguirlo in questo mezzo looping, poi questa affondata con inversione in volo dritto, e lo vediamo puntare il centro della display line. Allora preparate le fotocamere perché saranno 9 direzioni diverse, 3 livelli verticali di separazione per lo spettacolare incrocio della bomba. Incrocio mozzafiato ad alta spettacolarità, ma eseguito sempre nella massima sicurezza dai piloti della pattuglia acrobatica nazionale. Poi sezioni che si ricompattano, la prima a destra eseguendo un looping, un mezzo 8 cubano eseguito singolarmente a sinistra per i 4 del rombetto, che poi andranno nuovamente a ricongiungere sulla prima sezione. E tutto a destra lo troviamo già il fumo bianco del nostro sinistro, ancora una volta a presentarci questa sua serie di contorpanti. I partenti però avranno già notato che c'è qualcosa di diverso, luce che raggiungesse carrello estratto, una configurazione questa in cui la finestra di velocità tra la velocità minima del sostentamento del velivolo e quella massima oltre la quale rischierebbe di danneggiare il carrello è di soli 100 km orari. Ci sta così dimostrando la grandissima maneggevolezza di questo addestratore, tutto in italiano, ancora in uso a Galatina. Lecce al 61esimo stormo dell'aeronautica militare, scuola di volo e vero e proprio polo di eccellenza della nostra forza armata, che si occupa di addestrare e brevettare i piloti militari delle forze armate italiane e di alcuni paesi partner. Solista a sinistra e formazione principale in ingresso dalla nostra destra. Il maggiore Pierluigi Raspa è pronto a rispondere ad una delle domande più ricorrenti dei nostri appassionati. Allora cerchiamolo il rombo della formazione principale mentre manovra in questa virata a sinistra, poi punterà ed invertirà la direzione della sua virata. E allora, signore e signori, eccolo il rombo della pattuglia acrobatica nazionale, che a breve risponderà alla domanda: qual è la distanza minima in volo tra un MB 339 e l'altro? Allora ecco che si alza l'ala sinistra della formazione, si abbassa l'ala destra per impostare questa virata Schneider con aerofreni estratti. Allora preparate le fotocamere, non perdete l'occasione di scattare la foto del giorno al ventre tricolore dei nostri macchini. 1,80 m, 2 metri di distanza in volo per il volo condotto interamente a pista dai piloti della pattuglia acrobatica nazionale. Sotto di loro l'abbiamo già visto il solista, ancora una volta col suo fumo bianco, ancora una volta col carrello estratto, ha già iniziato a disegnare quella che è forse la manovra più celebre di tutto il suo repertorio, sintesi di capacità che si tramandano da pilota in pilota da oltre 60 anni. Signore e signori, questo è il volo folle! È un po' come il calabrone che non sa di non essere fatto per volare e allora vola lo stesso. Lui sembra voler sfidare i freddi calcoli ingegneristici che vorrebbero regolamentare l'assetto di volo di un velivolo, conducendo questa manovra totalmente fuori assetto. Pieno controllo però per lui in realtà in ogni fase della manovra, anche in questa salita finale in cui si arrampica letteralmente più in alto possibile, chiedendo tutto al suo motore. Questo gli consente di guadagnare quota e quindi energia che si trasformerà in velocità per la prossima manovra. Allora lasciamo il solista alla nostra destra, che va a riposizionarsi per l'ingresso finale della manovra, che è l'epilogo di ogni volo acrobatico delle frecce tricolori. La manovra che ci permette di stendere il verde, il bianco ed il rosso, i colori della nostra bandiera nei cieli d'Italia e del mondo. Allora, signore e signori, godiamoci la conclusione di questo volo della pattuglia acrobatica nazionale. Eccola la lona dritta davanti a noi che ci punta con i fari. E allora, come da tradizione, accompagniamo questa manovra con le note della Turandot di Puccini e con l'indimenticabile voce del maestro Luciano Pavarotti. Musica!
Stefano Vittel, comandante della pattuglia acrobatica nazionale, appena terminato il volo. Ricordo anche Riccardo Chiapolino, lo speaker, che è di Noiaris di Sutrio. Invece in questo caso abbiamo una persona che è nativa di San Vito, anche se la sua vita l'ha fatta a Fossalta di Portogruaro. Il fatto di essere nativo di qua, comandante, volevate fare ancora doppiamente bella figura? Beh sì, questo è il litorale di casa anche per me. Noi di fatto come reparto, come Frecce Tricolori, ci addestriamo qui a Lignano tutti gli anni, perché l'addestramento delle Frecce Tricolori va avanti durante tutto il periodo dell'anno. Durante l'inverno ci addestriamo anche su mare, perché gran parte delle manifestazioni aeree vengono di fatto volate sul litorale. L'addestramento su terra è diverso da quello su mare voliamo con dei riferimenti in mare, delle boe, delle barche posizionate in i punti strategici per svolgere questo volo, che di fatto è tutto a vista. Quindi qui a Lignano durante l'inverno ci addestriamo tantissimo, era 2 anni che non potevamo venire qua a volare la manifestazione proprio per le limitazioni dovute alla pandemia. Quest'anno finalmente siamo tornati a esibirci davanti al pubblico di casa e ci fa enormemente piacere. Senta, volare a rivolte, volare qua, cambia qualcosa o no? Sì, tecnicamente è molto diverso, a rivolto voliamo su dei riferimenti a terra che sono strade, case, riferimenti visivi. Qui su mare ovviamente è tutto uguale, perché il mare è piatto, dobbiamo mettere dei riferimenti in mare che sono delle boe, le vedevate qui di fronte a noi. L'addestramento è diverso, ci sono delle manovre che vanno condotte guardando riferimenti diversi e ci sono dei tecnicismi tutti nostri che vanno appunto formati, quindi vanno ripetuti dei voli anche su mare per rendere possibile lo spettacolo che avete visto oggi. Senta, Chiapolino e Lopresti nella loro narrazione hanno enfatizzato molto sulla scintilla. È quella la manovra più impegnativa o no? No, la scintilla tricolore di fatto tecnicamente non è una manovra molto complicata. La parte che vede il pubblico anzi è relativamente semplice rispetto alle altre manovre acrobatiche. Ricordiamo che comunque il display delle Frecce Tricolori è un display storico che ha un livello di difficoltà tecnica molto molto alto. La parte in cui si sviluppa la scintilla tricolore di fronte al pubblico è quella più semplice. Quello che il pubblico non sa è che la parte più complicata è il ricongiungimento dei 9 aeroplani subito dopo la separazione. È un ricongiungimento che avviene in pochissimo tempo, un ricongiungimento molto standardizzato che richiede tantissimo addestramento, proprio per fare in modo che questo ricongiungimento avvenga nel più breve tempo possibile, per incastrarsi tra le manovre della formazione del solista senza lasciare dei buchi nel ritmo dello spettacolo. Comandante, grazie. Arrivederci, alla prossima.